Buongiorno, buon inizio del sesto vlogmas. Sono le 8:35, non sono abituata ad alzarmi così presto. Ebbene sì. Ieri purtroppo è sorto il dubbio, grande dubbio, che non tornerò a lavorare in quel dove ero prima. Ma non c'è niente di sicuro, quindi staremo a vedere. Comunque, infatti mi ero un po' arrabbiata ieri sera, ma le cose si vengono a sapere sempre per vie traverse, no? Acqua e limone, acqua tiepida, e calda calda non riesco a berla, tiepida sì. Oggi vado via e sta iniziando a nevicare. Che palle. Che sta iniziando a nevicare e io ho le gomme estive. Perfetto. Perché quelle invernali arrivano oggi. Ecco. Quindi ce le avrei domani sulla macchina, ecco. Domani, dopodomani. Sto preparando da mangiare a Franz e devo riuscirci in pochissimo tempo perché alle 9 devo andare via perché devo passare anche in banca e quindi a prendere qualche soldo perché volevo fare qualcosa di spesa, ma non so se andrò a fare spesa, magari andiamo domenica io e Franz, non lo so. Vabbè, vedremo. Vedremo. Basta, mi sono anche troppo. Mi serve una pasta che cuocia in velocità. Gli spaghetti no, perché è troppo piccola la pentola. Mi serve anche un piatto che non c'è perché ieri non ho lavato i piatti. Ok, apriamo subito oggi perché non ho tempo, devo andare a vestirmi. Dov'è il 5? No, il 5 o il 6? Il 6 oggi. Ah, ecco perché non trovavo il 5. Perché oggi è il 6. Ah, ieri sera ho messo questo smalto semipermanente. Non l'ho messo proprio benissimo, non badate alle sbavature, però lo voglio provare, è di questo marchio. Non mi sono ricordata di farvelo vedere nel video haul. Questo qua, vengono dalla Germania, non sono smalti cinesi, quindi voglio vedere la durata. Alcuni dicono che durano, altri dicono di no, che si scheggiano subito. Vedremo. Io ho seguito i passaggi giusti, come per tutti i semipermanenti. Poi. Ecco qua, oggi c'è il tonno. Oggi c'è il tonno. Tonno. Un pesce oggi. Magari ci fosse un pesce intero, vero Pepe? Cioè, me ne è caduto un pezzo, sicché ho dovuto dividerne uno. Mi è caduto un pezzo nell'acqua. Allora, Panna? E Panna, vieni a mangiare un boccone. Tieni, amore mio. Uno per Panna, uno per Pepe e uno per Pipo. Bravissimi! Pipo deve ancora mangiare. Che lento che quel gatto. A posto. Bene, non nevica più. Vabbè, è il tempo, fa quello che vuole. Devo attaccare questa perché sta facendo umidità sui vetri. E volevo dirvi cosa, che adesso ho un quarto d'ora per fare tutto. Riuscirò a fare tutto, beh, i capelli sono già a posto. Yeah. E le unghie le ho già fatte, per fortuna, però devo fare tutto il resto, ancora il letto da fare, vestirmi, lavarmi, cioè un casino. Allora, oggi la luce non ci assiste, dovrei essere già andata via, casella numero 6, siccome sono curiosa non vado via finché non ho aperto questo, e un'altra di questa che cos'è? Ah, l'anguria questa stavolta, Coco Star qua, cosa c'è scritto? Eh sì, Coco Star c'è scritto qua sopra. Comunque questa è all'anguria, con fette di anguria. Questa è uguale a quella al cetriolo, quindi ok, direi che me ne posso andare. Devo solo mettere la giacca, devo andare in banca e sono in ritardo per andare in banca più che altro. Ho rimesso su questa maglia perché ormai voi lo sapete meglio di me che adoro questa maglia del Lidl. Ne avessi prese di più quella volta, c'era anche blu quella volta lì, blu e a righe forse,
Però righe no, perché già sono un po' larga ciao. Ok? Ok, ci siamo. Borsa. Gatti fate i bravissimi, perché io vado via, torno, boh, non lo so. Ma sul serio non lo so a che ora tornerò. Che odor di legna. Ah beh, c'è la legna. Siamo a Belluno, siamo appena state al Tigopa. Mia nonna No, qua che sono come una... si è presa la BB cream. Andiamo su dal dentista, visto che non vengo mai dal dentista. Vabbè, dai. No, non piovigina, adesso non fa niente, tutto bagnato. Però è andato bene il viaggio, siamo arrivate in anticipo. Meglio di così. Ciao banana. Ciao. Dai. Poreta. Sì, ma sul poretto. Poreto. Vero amore? Te fai fare i basini. E fai anche i basini, bossicotto. Fai al telefono. No. Ehi amore. No. Cipolla. Ciao, vedo. Piccolo, l'ho detto che... Oh, sta anche quasi uscendo il sole. Cioè, c'è un po' di sole. Wow. Allora io comincio Ciao, a fare. patatina. Ma non hai potuto fare una codeniana? Ciao, Non patatina. hai potuto fare una codenia? E dico, no, vado, e dico perché... Dove la dentista? Qua? Vabbè, sperami, magari altro. Anche se l'era Ci ritroviamo sempre allo stesso posto, quindi in cucina. Sono arrabbiatissima. Io ve lo dico qui, quest'inverno moriremo dal freddo in questa casa, starò con la giacca in casa, vivrò in questa stanza che c'è il fuoco, io il riscaldamento non lo attacco più. Sono arrivati 209 euro ed è anche poco, mi rendo conto sia anche poco, 209 euro per 2 mesi. Il punto è che sono 85 euro di spesa per il gas, 81 di IVA, cioè è assurdo, ma io sono proprio arrabbiata per questa cosa, perché abbiamo speso il doppio, più del doppio, il primo anno che siamo stati qua, perché non sapevamo come regolarci col riscaldamento. Io adesso lo attacco, non lo attacco tutti i giorni, però se ad esempio vado via attacco il riscaldamento, così quando torno non è proprio freddo, no? Ve lo dico, i gatti moriranno di freddo, noi moriremo di freddo, non mi interessa, io il riscaldamento non lo attacco più, basta. Il discorso è un altro, perché se noi spendessimo quei soldi e la casa si scaldasse veramente e rimanesse il caldo in casa, allora sarebbe diverso. Qui si attacca il riscaldamento per niente, perché scalda al momento che è attaccato e poi ciao, dopo un'ora è già freddo. E allora è abbastanza inutile qua, perché non c'è isolamento termico, questo appartamento è una merda, posso dirlo, non mi interessa se c'è gente di qua che lo guarda questo video, questo appartamento è una merda, punto. E paghiamo anche troppo per essere qua, per avere questo trattamento, per avere un appartamento del genere che non ha isolamento termico e si muore dal freddo ogni inverno. Cioè io in camera, noi in camera abbiamo 3 gradi in pieno inverno, 3 gradi in camera da letto. Vi pare possibile? Se io il riscaldamento lo attacco a 20 gradi non arriverà mai a 20, arriverà sino a 10. Capite che c'è proprio un problema di fondo della casa, della struttura. Vabbè, detto questo, sono abbastanza nervosa adesso, però continuo questo vlogmas. Questo vlogmas lo faccio continuare, vi faccio vedere un po' di spesa. Non ho fatto praticamente spesa, ho speso 120 euro, come non lo so, vabbè, abbiamo anche pranzato, lì ho speso più di 30 euro, quindi sì, ci sta. Comunque io e mia nonna abbiamo pranzato all'Old Wild West, però oggi non ho registrato perché non mi è venuto naturale registrare, perché quando guido io sono sempre, cioè, se non guido ho il telefono sempre a portata di mano, invece quando guido no, e quindi anche quando scendo dalla macchina non ce l'ho a portata di mano, mi perdo via. Ho preso una carta, questa l'ho trovata all'Emisfero, carta regalo, l'ho presa abbastanza semplice, senza, sì, ci sono i pacchettini regalo, ma non l'ho presa con il Babbo Natale, quelle cose là, perché ne volevo una abbastanza neutra, ho preso questa, o con le palle di Natale, no. Questa qua, carina. Mi sono ricomprata questi qua perché sto usando questi, mi piacciono tanto, tanto, tanto. Questo è lo shampoo ripara lunghezze e balsamo super districante, forse anche troppo per i miei capelli, però basta che ne metto poco.
e va bene lo stesso. Poi che ho preso questo. Ho preso questo da regalare al cuginetto che ha 2 anni, più di 2 anni e mezzo. Bello il peluche, c'era il Babbo Natale, questo al Lidl. Guardate nei vostri Lidl, perché ad esempio nel Lidl giù a Belluno ci sono ancora cose vecchie di 2-3 settimane fa, 4 anche. Rimane sempre qualcosa. Questo non so da quando è uscito, ma insomma l'ho preso da regalare. Che bellino che è. E questa è la copertina praticamente. Ho preso succo di limone, questo qui. So che è meglio prendere i limoni, ma quello è succo 100% limoni di Sicilia. Oh, a me piace quello di marca in realtà, non mi piace quello dei discount, però. Poi ho preso queste, cioè non ho fatto spesa in realtà, perché qualcosina ce l'abbiamo ancora. Poi queste devo mettere subito in frigo. Allora, tanto fuori fa freddo, sono 4-3 gradi. Latte e latte, panna senza lattosio della Zimil. E poi ho preso anche, mi hanno fregata perché all'emisfero non accettavano più i buoni, cioè veramente questo, mi lamento, ma per forza mi lamento, ti danno i buoni spesa, cioè a Francia danno i buoni spesa per fare la spesa, buono pasto, dai, buono spesa, non puoi fare la spesa perché non accettano i buoni, cioè non sappiamo più dove andare praticamente. E non accettano più neanche 8 buoni, neanche più quelli. No, mi dispiace, ma sono bloccati, non possiamo accettarli. Fortuna che avevo dei soldi in contanti, va bene. E questo è emisfero 21,76 € perché ho preso, perché ho preso anche una tovaglia da 10,99 €. Beh, comunque ho preso il macinato, 7,99 € e ho detto 7,99 € ci stanno giusti gli 8 buoni che accettano, neanche più quelli, cioè oggi veramente è una giornata. Poi vabbè, ho preso i Moncherie, le salviettine per gli occhiali che le ho quasi finite. A Lidl mi sono presa il pigiama, questo qui in flanella. Ho preso una S perché la M mi sembrava enorme e stavolta ho preso la S perché c'era una S sciolta, quindi non più bella confezionata. Ho provato a guardare i pantaloni, erano abbastanza larghi, la maglietta qui, la camicetta anche, e quindi ho detto prendo una S. E sto morendo, tipo, questi sono usciti oggi. Devo andare a mettervi online l'altro vlogmas, quello di ieri, perché sennò mi dimentico. E la tovaglia, ho preso questa qua, è un bordeaux scuro e con questi fiocchi di neve. Devo lavarla assolutamente perché perde un po' di brillantini, di glitter, quindi la laverò. 100% cotone, anche perché mi sembra un po' rigida, quindi devo darle una lavata sicuramente. Beh, io così non la uso di certo, è giusto da usare sotto le festività. Quindi vedete, qualcosina di Natale prendo anch'io, però non c'è quell'atmosfera, ecco, qualcosa prendo anch'io giusto per fare un po' di... Va bene, e questa è tutta la mia spesa di oggi, ma sono proprio arrabbiata per la bolletta del metano, perché usassimo il riscaldamento tutti i giorni, tutto il giorno, lo capirei, ma non lo usiamo quasi mai. Sono proprio... No, mi sono rimasta molto male questa cosa. E adesso Pepe sta covando le uova, tipo. Sì, hanno fatto un po' di casino oggi, devo dire. Vabbè, niente, io vi abbandono perché sono già 7 minuti e mezzo che parlo. Metto via questa roba, mi cambio e poi vedo cosa fare. Sono proprio smonata. Comunque, in tutto questo mi è arrivato anche un pacchetto, era per terra di fuori. Penso sia qualcosa di Wish, ma non ne sono sicura. Cacchio, devo ancora mettere via con l'aggeggio, devo far posto. Che cosa sarà mai? Una borsa. Ho voluto tentare di nuovo prendere una borsa, quindi confezione così. In più c'è anche, com'è che si chiama, la dust bag? Come si chiama? Beh, questa roba qua. Oddio, è caduto un coso di plastica. Panna ha preso paura. La borsa. Beh dai, pensavo fosse un attimo più grande, però vi piace? Va. Cerniera non va. Prendo anch'io le taroccate, Oh, adesso funziona. All'interno ha
non vedrete mai con questa luce, 2 scomparti, c'è la tracolla, sono intere tutte e 2 le cerniere che ci sono all'interno, ok. Ok, funziona, perfetto. C'è anche la cernierina qui, non la provo. Forse è un po' stretta qui, perché quando si ha il giaccone è un po' piccola, lo spazio qua è piccolo. Lo spessore è questo e ci sono queste cerniere. Ah, sono finte, non si sa mai. I cinesi fanno le tasche ovunque. No, finte. Vediamo se questa è vera. Sì, questa è vera. Ok, perfetto. Mi è arrivata la mia nuova borsa. Non mi andrà giù per un po' di giorni sta cosa del metano. Perché veramente lo usassi tutti i giorni, tutto il giorno, lo capirei. Però paghiamo più tasse che riscaldamento, quindi mi sa un po' assurdo, ecco, continuare a tenere a andare il riscaldamento se paghi più tasse che riscaldamento vero e proprio, che gas. È una cosa un po' assurda. Adesso devo andare un attimo via di nuovo, dovrei accendere il fuoco, non posso perché devo andare via, devo andare da mia nonna perché ha sbagliato a darmi una busta, sicché devo andare su, è convinta di aver sbagliato. Una persona mi ha lasciato un commento che io ho già provveduto a bloccare la persona, a eliminare, che sono uscite stronzate dalla mia bocca perché per me non ha senso il Natale. Per me, appunto, non ha senso il Natale. Se per voi ha senso, buono. E c'è Pepe che sta facendo le corse tipo Ferrari, non so. Vabbè. Comunque volevo solo concludere questo vlog per oggi perché adesso è ora di cena e sono quasi appena tornata, sto sistemando di là. Sono molto contenta dei commenti che mi avete lasciato, anche sotto l'ultimo, cioè il vlogmas che è uscito oggi, quindi quello di ieri. E vi ringrazio tantissimo, arriverò a rispondere a tutti con calma perché oggi sono stata via tutto il giorno. E cos'altro volevo aggiungervi? Basta, basta. Ci vediamo domani con un'altra puntata sempre su questi schermi. Alla prossima! The true word of welcome was spoken in the door. Dear days of old, with the faces in the fire.